Buonasera a tutti, benvenuti su questa quinta puntata di Frecce in zona Cesarini, con me che sono sempre Luca, il podcast che troverete online sul canale Frecce gestito da Sara Arco, sia nel canale YouTube che sui vari canali podcast. Quinta puntata, quinta partita di cui andremo a parlare e quinta partita che si è chiusa senza la vittoria dell'Unione. Partita Venezia-Roma, risultato finale 1-0 per la Magica. Campionato quindi che si fa sempre più difficile, salvezza sempre a 5 punti, ma sempre più lontana o sempre più difficile da raggiungere, visto che le partite passano, quelle che rimangono sono sempre meno e i risultati non arrivano. Partita anche questa in cui il Venezia non ha demeritato così largamente, la sconfitta. Si è perso 1-0 come si è perso 1-0 con l'Inter, quindi si poteva recuperare, ma la squadra si palleggia, la palla viene fatta girare abbastanza bene, ma tiri in porta veramente si contano meno che sulle dita di una mano, quindi è difficile vincere le partite senza fare gol. La Roma vince di rigore che magari visto allo stadio poteva sembrare un po' dubbio, però rivedendo le immagini direi che il rigore c'è, e quindi nonostante tutte le polemiche arbitrali eccetera che fino a un certo punto ci possono stare, perché un certo senso di rispetto degli arbitri nelle grandi squadre purtroppo in Italia c'è sempre stato, magari non solo in Italia, ma almeno io conosco il campionato che conosco meglio sono quelli italiani di Serie A soprattutto, o almeno in questo caso, visto che giochiamo in Serie A e queste situazioni si sono ripetute. Comunque dare la colpa agli arbitri non serve a niente, non risolve le partite, non cambia i risultati, quindi bisogna solo giocare e fare un gol più degli avversari. Per la partita che si è giocata domenica all'ora di pranzo, l'orario terribile secondo me, bene comunque i nuovi acquisti Radu e Quique Pérez, fila così giovane, speriamo non ci faccia rimpiangere il nostro amato bomber e ex capitano Poyampalo, però sì, deve comunque ambientarsi, non sarà facile per lui, però speriamo che da qui a fine campionato ci faccia ricredere. Per questa volta non dirò quale è stato il miglior giocatore in campo, ma il momento migliore della partita è stato sicuramente intorno al 70° circa, quando dalla curva sud si è alzato un coro "sarebbe bello anche vincere", un coro ironico sulle ultime partite disputate dall'Unione, coro bellissimo che andrebbe cantato sempre, perché sì, appunto sarebbe bello anche vincere ogni tanto e riascoltare magari allo stadio la canzone Pink Floyd dei Pittura Fresca, che ormai abbiamo quasi tutti dimenticato, visto che non la ascoltiamo da ahimè tante partite. Per chiudere, ultimo accenno a una situazione di mercato che sembrava chiuso, invece a quanto pare la società vuole mettere una toppa a quanto fatto nel mercato di riparazione invernale che si è chiuso una settimana fa circa, e il giocatore in questione è Ben Yedder. Se fosse per me farei molto volentieri a meno di lui, perché è praticamente un altro ex giocatore paragonabile a Nani, che venne nell'ultimo campionato di Serie A, che fece un assist nella sua prima partita per poi sparire completamente dal campo. E soprattutto Ben Yedder
giocatore dal passato non proprio esemplare, visto che è stato condannato per violenza sessuale ai danni della fidanzata, e quindi personaggio che veramente non vorrei vedere tra le fila della nostra squadra del cuore. E a tal proposito ho visto online uno striscione esposto dai tifosi del Vicenza che vi leggo, vi cito, perché c'era scritto, riportava la scritta: guance dipinte di rosso e coscienza sporche di silenzio. Il striscione riferito alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che tace su situazioni come questa di Ben Yedder o dei giocatori del Padova che sono sotto accusa sotto processo per le stesse imputazioni di Ben Yedder, e quindi sì, diciamo situazioni che non solo nel calcio andrebbero condannate, visto che i femminicidi in Italia sono tantissimi, troppi, una situazione intollerabile, quindi avere in squadra un giocatore accusato di violenza sessuale veramente non ci fa bene, e spero veramente che il Venezia non tesseri Ben Yedder. E detto questo, un piccolo accenno alla prossima partita, posticipo del lunedì a Marassi contro il Genoa, ennesimo scontro diretto, ennesima partita che speriamo di vincere. All'andata vincemmo noi anche meritatamente, credo, e partita che sarà comunque difficile perché il Genoa gioca bene, è una squadra organizzata e di mezza classifica più o meno, non è proprio fuori dalla zona di retrocessione, ma secondo me non rischierà la retrocessione. Speriamo di portare a casa 3 punti, anche perché a pareggi o a sconfitte non si va da nessuna parte. Partita che si giocherà lunedì sera e che quindi io guarderò se riesco in TV o la vedrò magari il giorno dopo, per poi andarne a parlare con voi nella prossima puntata di Frecce in Zona Cesarini. E per oggi è tutto, grazie a tutti per l'ascolto, siete sempre tantissimi, e se avete commenti o suggerimenti o quant'altro lasciateli pure sotto il video su YouTube, e ci risentiamo tra una settimana circa. Ciao!